ringrazio per la presenza. Questo libro è un bestseller, Orfaello, in italiano, in sardo e in inglese. Ha superato le 3000 copie ed è un fatto singolare, un fatto davvero singolare, su cui nessuno avrebbe scommesso in questo senso, perché è un libro scritto interamente in sardo e udinese e quindi in qualche modo è anche una scelta linguistico-territoriale. È scritto in un logudorese impegnativo, che non vuol dire difficile, ma vuol dire che c'è una scelta linguistica che spesso prende a prestito parole proprio dalla poesia, e in questo senso il vocabolario non è di poco comodo. Il lessico è arricchito anche da parole magari non ora nell'uso comune, ma che hanno una grande risonanza poetica, perché hanno questo plusvalore poetico che hanno acquistato proprio dall'uso che se ne è fatto nei campi. Un bestseller perché non siamo capaci di 3.000 copie, ma è in piena, come si dice, in auge. Quindi è un libro ancora lanciatissimo. Non abbiamo iscritti nella sociologia della cultura del prodotto lirico. Abbiamo esempi, sì, le poesie di Paolo Mossa, di Nereo, di Pino Nereo, vendite straordinarie. Ma questo è un saggio. È un saggio e quindi ha un suo registro critico, riflessivo, di classificazione. Quindi sfugge al consumismo, lo dico in senso positivo, al consumismo che viene dalla passione, dalla poesia. Questa è una riflessione, una scrittura impegnata linguisticamente. Ciò ci spinge proprio a dire e a considerare che è un fatto singolare. E mi interrogavo, ma da che cosa può derivare questo? Cioè, com'è che tanti lo comprano e lo leggono? Perché questo non è il libro che si compra per non leggere, ce ne sono parecchi libri che si comprano per non leggere. È una scelta motivata. Da quel può dipendere questa passione? E io penso che dipenda proprio dalla poesia, dal fatto che i sardi hanno questo affetto difficile da spiegare, perché è quasi, come dire, naturale, in verità è tutto culturale, ma a noi si presenta come un fatto naturale, questa aderenza del sardo alla poesia. E la poesia estemporanea in particolare. C'è una magia nella poesia estemporanea. Vedete, la poesia a tavolino ha il tempo della riflessione, della correzione, della ristrutturazione del verso, della ricomposizione dell'ottava. Si gioca sul linguaggio, si sposta, si cambia parola e il lettore non ne ha coscienza, ma l'artista sì, lavora a lungo, nel tempo, e tutta la critica letteraria intorno agli italiani. Ma nella poesia estemporanea non c'è tempo. Nella poesia estemporanea uno
puoi cambiare nulla, non puoi ridefinire, non puoi ristrutturare, non puoi spostare. Tu sei in una scommessa incredibile con l'istante della parola. La parola si presenta, deve presentarsi nell'atto stesso della pronuncia, e tu hai già chiuso quella parola, hai fatto i conti, bene o male, non hai tempo per correggere, per spostare. È un anticipo, è un posticcio, è una trasversalità. Tu hai scommesso in un istante hai vinto o hai perso. Cioè c'è il rischio, in questo fascino del sardo per il verso estemporaneo e per il cavallo, che sono i due fantasmi dominanti della cultura sarda, è legato a un fantasma di rischio, di prova, di scommessa, in cui l'uomo, il poeta o il corridore infantile scommettono nel canto e nell'aria, ed è una scommessa impegnativa, definitiva, conclusiva. Quindi il fascino, secondo me, di questo testo trittico, pure ricco di poesie, di poeti estemporanei, deriva dal fatto che, anche se è una riflessione sulla poesia, e a noi interessa non soltanto, certo, soprattutto ascoltare la poesia, ma ci interessa anche dire qualcosa intorno alla poesia, per saperne di più, per smontare il meccanismo del poetario, per rimontare questo ingranaggio delicatissimo che è la costruzione del testo poetico. Abbiamo un'esigenza, proprio perché innamorati della poesia, sardo, abbiamo un'esigenza di cogliere il segreto, il merito di questo libro. Io vi racconto com'è che questo mistero si fa mistero pur nell'evidenza espressiva del verso. Questo libro cioè cerca di dirci qual è la magia, San Maggio, dice Paolo Pio, San Maggio, ammadiare, dico io. Cioè com'è che noi siamo presi dall'incantamento nel lasciarci trasportare dalla fascinazione del verso. E beh, intorno a questa maglia este sus libros de questo libro. Noi cercamos de lucitire questa regno di Paolo Pilocca può comprendere come su poeta guerra non si sparava e come interessessi alla stantare, all'uvilù, alla presentare a stasera. Voi potete pensare, ma questi poeti hanno un ricchissimo vocabolario? Può venire questa loro magia dalla ricchezza del vocabolario? Non mi pare convincente questa tesi. Io non credo che i poeti abbiano, poeti estemporanei, un vocabolario. Certo, c'è un esercizio della parola, c'è un arricchimento del lessico, non di tutto. Ma non credo che il segreto sia nel deposito lessicale che è nella mente, in questa memoria, diciamo, del poeta. Altri dicono, più che nel vocabolario, San Maggio este il suo modo di combinare las palabras. Come si combinano las palabras? Las palabras llevan
en que las aforas, commente las cumplito. Beh, questo regno convive di plus. Una parte di questa Maria e questa Maio dipende da comente su poeta resistiti in un momento a combinare queste parole alla stessa. Ma noi solo questo. Importante questo, oltre che l'aggiungo del suo vocabolario, ma non è solo questo. Non è solo un combinatore di parole, per quanto abile. Paolo Pilonga ricorre allora al termine classico per chiarire questa impresa del verso. Samuta, in muta ora, este in muta, no est in muta. È difficile tradurre questa parola. Sì, ci soccorre il termine ispirazione. Sì, sostanzialmente si può accettare il simbolico, ma come ogni traduzione, che appunto, come dice l'Etimo stesso, è tradimento, c'è un resto che non economizza la traduzione. Il resto tra ispirazione e muta è che la parola ispirazione è un po' legata a tutta la versione classica, no? Canta Dio diva del delire Achille, musa quell'uomo di multiforme ingegno, come dire dell'Iliade dell'Odissea, o Dea aiutami a cantare. Samuta è anche questo, cioè un dono di spirito poetico, narra Paolo. È un dono di spirito. Però la cultura sarda non è che ha un suo Olimpio da cui pretendere, a cui chiedere ispirazione. Samussa sarda è tutto di questa terra, di questo mondo. E dunque parte di comprendere che Samuta è un dono, ma è scuro un sentimento che non è solo del sangue, ma è sul corpo, del suo corpo matessimo, sul corpo, è sangue, che ne non distingue, sono una cosa sola e ti dà in questo momento la muta. Col rischio che, rimandando il significato al corpo, a una materia pensante, sia, come dire, psicologizzato il termine, cioè ricondotto a uno stato psicologico positivo o negativo, a un sentirsi bene o male in quel momento, a un credere psicologicamente di essere nella serata buona, no? Paolo Pilonga ci chiarisce bene questo tema. Può accadere che un poeta si senta meravigliosamente bene, sia psicologicamente convinto la sera di realizzare pienamente questa sua ispirazione e fallisce. E al contrario, può accadere che il poeta non si senti bene salire, non si senti bene che le narri chi gli pare che già sparaula già sono giunto serrata dentro il capo, dentro il corpo, dentro il sangue e non tende desidero. E invece quando si pone a cantare la parola bella foras, la vena, come intendeva Paolo Pilonga, del bunnante, e il suo poeta non ha aspettato che la sentire questa vena.
se sta aperta a bene diventa rivo corrente. E su poeta pare che s'accatte si stradoneggiato, sì che sa corrente, meravizzato, meravigliato egli stesso di essersi trovato già pronto il percorso. Questo è santo. Certo, è legata all'imponderabile, al dono divino, al mistero, ma è legata molto all'interno del linguaggio. Il linguaggio è il linguaggio stesso, è la lingua che ne sa più del poeta. Il poeta in definitiva si può classificare come colui che ne sa più di altri, non sulla lingua come versante critico, ma della lingua. Il suo tratto distintivo è il linguaggio. Voi pensate a un uomine che in ispiti deite devet cantare, ma una giuria che li narat sos argumentos, sos temas, su temas giusti. Su 1, su 13 e su 7. Su poeta non ispiti, s'argumento prima, non si l'ha preparati samente, ma non ispiti pure, o mente cantare con 2 oras sopra sul numero 7. Voi siete capaci di fare un temino sul numero 7? Un temino, non dico poesia, una paginetta. Il numero 7 viene dopo il 6 e prima dell'8. Arrangiatevi. Ma siete capaci di buttare giù una paginetta? No. Il mondo si chiude. Caparete chi non batta nuda denare su caso 7. Come in testi su poeta canta con 2 horas. Ecco che in questa domanda potete stuprare Isarremo e Isamuta dessa poesia noi sono un pensare, un calcolare, un schire io so, e perciò tiro fuori un mio sapere già costituito che si fa verso. No, il sapere non è costituito, il sapere è l'atto stesso espressivo della poesia, il sapere è lo snodarsi dell'ottava. Questo è il capo. Non c'è un sapere supposto e già dato. E io credo che tutto questo sia il fascino della poesia e il fascino che i sardi sentono fortissimo per la poesia. E non è solo il fascino della parola come incantamento della parola. Voi pensate che il poeta in un matessimo momento deve rispondere in verso a suo tema suo, su numero 6. Deve stare attento a su pinarata satiro poeta capicato su numero 3 e deve corrispondere a satiro poeta capicato su numero 1. In un medesimo momento deve rispondere a suo tema e a 2 avversari, corrispondere in corrispondenza e tutto questo in una guerra, in un certamen, in un alterco poetico. Non è che è molto complesso il discorso, non è un comizio, non è una difesa in un processo. Certo, quelli sono teatri di sfida, di competenze, di abilità, ma qui siamo in un campo davvero singolare. Davvero siamo in una magia, dentro una magia. E questo è l'effetto della poesia. E questo rapporto che noi abbiamo con la poesia e che porta colui che parla della poesia fuori del tempo,
fuori del tempo dell'orologio, perché io dovevo presentare i relatori. E quando però si inizia ad entrare in questo incantesimo, anche colui che dovrebbe amministrare le parole secondo un ordine e secondo una priorità di intervento, adesso io parlandovi ero un po' fuori, non ti pannanne pro conto mio, perché questo è l'effetto della parola quando essa si imbatte, chissà mai questa poesia. Invece, più specificamente, entrando dentro il libro, adesso vi parlerà Placido e Dirmi. Siccome questo libro è scritto sardo, si invito, l'hanno fatto su pubblico, l'hanno fatto i sardi. E pensa a noi, si sono relatori, non siamo sposti, i sardi. E tanno Placido e Dirmi e de sos Dirmis, de sos, degli avi, della famiglia, delle genealogie, della parentetica. Perché in sardo ogni nome è legato al nome del padre ed è il nome del nonno, è nell'ordine della discendenza, perché se voi date un nome del nonno a vostro figlio lo ancorate ad una storia e a una tradizione. Se invece lo scegliete dai giardini pubblici, dal calendario pittoresco della moda, c'è il rischio di non poter comunicare. Canoana non hanno assetto storico, non hanno qualcosa. E Ciccitu Masala, noi stiamo scomentare adesso il Masala, sa Ciccitu e sul Masala, no, che è nare poi se non l'ha da cantare, il d'oro, il nuvedo, hanno stabilito che non vende sos Masala, ma voi si investe, non la cantare. Placido Dirmi.